Buongiorno, ben ritrovati, la prima edizione dei nostri telegiornali. Buon venerdì, l'appuntamento del venerdì a luna come sempre, ve lo ricordo, è con Ecovisioni. A luna ci collegheremo con Andrea Ferrazzi, un importante ospite da Parigi per parlare di cambiamenti climatici. È in corso in Brasile, a Belém, la COP 30 e poi vi ricordo, ma lo ricorderò anche alla fine alle 13:30 come sempre, anche alle 20:10 come ogni venerdì, il momento con Marco Goldin che racconta uno dei capolavori esposti alla mostra da Picasso a Van Gogh, che apre di fatto questa sera alle 5:30 al Museo di Santa Caterina a Treviso. Prima di iniziare con le tante notizie che ci sono, una notizia di servizio, perché ci arriva in queste ore dalla Regione un importante avviso a tutti quanti gli utenti della provincia di Treviso, perché risulta in questo momento che i numeri 112, 113 e 115, dice la Regione, non sono disponibili in tutta la provincia di Treviso per un guasto tecnico infrastrutturale dell'operatore nazionale di telefonia, e dunque in questo momento per le emergenze è necessario chiamare il 331 690 8287, lo vedete in sovraimpressione, e risponde la sala operativa di Treviso. Quindi al momento, dice la Regione, i numeri 112, 113 e 115, quindi le forze dell'ordine, polizia, carabinieri e i vigili del fuoco, il numero non è operativo o comunque non è disponibile. Quindi quel numero che vedete, il 331 690 8287, per le emergenze, per le urgenze, risponde la sala operativa di Treviso. Vi faremo rivedere nuovamente questo messaggio perché è importante, poi cerchiamo di capire se questo guasto viene risolto in fretta o se si protrarrà nelle prossime ore. Allora, tante notizie di cronaca, lo dicevamo, e partiamo da Mestre perché questa mattina c'è stato di fatto quella che è risultata l'unica udienza del processo d'appello per il femminicidio di Giulia Cecchettin in aula bunker a Mestre. Ci troviamo in una situazione singolare, credo che nessuno tra i presenti abbia mai avuto occasione di celebrare un processo in questa situazione. Lo ha detto il giudice Michele Medici, presidente della Corte d'Appello di Venezia, aprendo l'udienza d'appello, la sentenza di primo grado per il femminicidio di Giulia Cecchettin. Perché è singolare? Perché c'è stata la rinuncia all'appello da parte di Turetta e poi anche nei giorni scorsi quello della Procura Generale. Di fatto, dopo una Camera di Consiglio molto breve, il processo si è aperto e si è chiuso in poche ore con l'ergastolo definitivo per Filippo Turetta. Allora, questa mattina nell'aula bunker c'erano Ilaria Marchiori e Simone Merlo. Vediamo allora Ilaria Marchiori con l'intervista anche all'avvocato di Gino Cecchettin, Stefano Tigani. Allora, con oggi qui in aula bunker a Mestre è stato confermato l'ergastolo a Filippo Turetta. Qui insieme a noi l'avvocato Stefano Tigani, il legale della famiglia, il legale di Gino Cecchettin. Si chiude definitivamente un ciclo. Si chiude una storia processuale complessa, complicata, angosciante, cominciata con la scomparsa di Giulia e è finita oggi con le rinunce agli appelli dell'imputato e della procura che ci erano stati comunicati, che noi abbiamo appreso anche con favore, visto che a questo punto ormai, una volta che Turetta aveva rinunciato all'appello, sarebbe stato confermato l'ergastolo. Per noi andava bene, la pena giusta, non aveva più senso continuare a battere su una questione esclusivamente tecnica, quello del riconoscimento delle aggravanti che la pena non avrebbe cambiata, e quindi per noi va bene così. Avvocato, lei l'ha definito un caso più unico che raro, insomma, il fatto che Turetta abbia rinunciato all'appello. Credo che sia proprio unico come caso, una situazione unica. Io non ne ricordo un caso di un imputato che non fece l'appello contro una sentenza di ergastolo, ma non mi ricordo casi in cui l'imputato abbia rinunciato all'appello una volta proposto. Non lo so, quello che ha motivato l'imputato a questo non è compito mio pensarci, una mia idea ovviamente me la sono fatta, ma la tengo per me. Non vuole dircela, non vuole dirci secondo lei perché l'ha fatto? No, non è mio compito dirlo, non lo so. È una scelta sua che va anche rispettata, come è pur sempre un diritto dell'imputato. I diritti si esercitano e non si commentano.
Oggi il suo cliente Gino Cecchettin non era presente in aula, ovviamente non è venuto volutamente, perché? Non lo so, noi ci siamo sentiti, mi ha comunicato che non sarebbe stato presente, però le motivazioni di Gino vanno chieste a Gino, non posso essere io a dirle. Io ho il compito di assisterlo nel processo, questo ho cercato di fare e questo poi faremo anche nella fase esecutiva che riguarda la condanna alle questioni civili, che poi il compito della parte civile non va dimenticato, è sempre questo. Senta, nei giorni scorsi Gino ha parlato più volte, sappiamo che questi sono giorni particolari perché noi sappiamo che 2 anni fa a quest'ora si sperava, si pregava, si cercava ancora Giulia. Sì, ricordo molto bene quella settimana che passammo a casa Cecchettin, fu surreale tutto quello che ne conseguì e tutta la storia così assurda che abbiamo vissuto, che hanno vissuto loro in famiglia in primo luogo, e quindi questi giorni sono veramente, veramente particolari. Dopodiché quando scomparve Giulia, nelle modalità che mi erano state descritte, io ero molto molto preoccupato sin dal primo giorno che potesse essere una storia che poteva finire male, ne avevamo viste, però ci speravamo senz'altro. Purtroppo è andata così, ma Gino ci sta dando una lezione di vita, di civiltà incredibile, e questo è l'impegno. Anche per questo è bene che oggi si concluda questa storia, perché l'impegno adesso deve essere quello del cambio culturale, che è epocale nella mia idea, nel senso che siamo veramente distanti anni luce da quello che è una possibile svolta. Stereotipi di tutti i tipi, generalizzazioni di tutti i tipi, donne che vengono ammazzate tutti i giorni, donne che non denunciano, ma anche non solo donne, persone che vengono ammazzate nonostante le denunce, nonostante i braccialetti elettronici. Credo che anche la politica debba farsi un bel esametto di coscienza, francamente. Ecco, l'ultima domanda, avvocato. Lei ha detto Gino ci sta dando una lezione di vita, noi l'abbiamo sentito comunque pochi giorni fa, qualche settimana fa, lui ha detto si chiude un cerchio, è ora di voltare pagina, però di andare avanti con quello che è il suo obiettivo, quello che è il lavoro anche della fondazione. È proprio questo che anticipavo prima, l'impegno di Gino è straordinario, la forza che ci sta dando è straordinaria, ma c'è bisogno di aiuto e l'aiuto di tutti, perché questa storia non deve finire con il calare del clamore mediatico che ha creato, sarebbe l'errore più brutto da dover mandare giù, quindi l'impegno anche che chiediamo, anche io prima parlando con dei tuoi colleghi ho ringraziato anche tra le tante persone che abbiamo incontrato in questo percorso anche voi della stampa e della televisione, perché siete stati molto vicini. Vi chiediamo di farlo ancora, perché questo messaggio può andare avanti solo se si continuerà veramente, come dicevamo sempre, come diceva Gino, a fare rumore, quindi con tutte le iniziative possibili, quindi non solo parlando di violenza di genere nei convegni, sì, che vanno benissimo, ma cercando di portare proprio delle proposte di cambiamento concreto, che poi non lo so se siano l'inasprimento delle pene, piuttosto che l'inasprimento del regime carcerario, piuttosto che l'educazione nelle famiglie, nelle scuole. Certo che se non si arriva a rispetto dell'uno o dell'altra, a considerarci prima che uomini e donne, persone, esseri umani, secondo me faremo veramente tanta fatica. Sicuramente noi ci saremo e continueremo anche noi naturalmente a seguire e a occuparcene, perché il suo appello è prezioso. Grazie all'avvocato Stefano Tigani, da Mestre è tutto. Così dunque una storia, una vicenda terribile che si chiude, e c'è un'altra invece che purtroppo è appena iniziata, e in questo caso è una mamma che uccide il figlio. L'abbiamo raccontato ieri con i servizi della redazione di Tele4. Giovanni sgozzato dalla mamma a 9 anni, l'orrore di Muggia. Da poco potevano incontrarsi da soli e c'è la polemica, c'è il dibattito. Il papà dice non dovevano lasciarglielo. Già nel 2023, scrive il Gazzettino, gli aveva messo le mani al collo. È una polemica, è un'inchiesta, un'indagine per capire come sia stato possibile che la donna abbia avuto la disponibilità di avere con sé il figlio da sola
nonostante le cure psichiatriche conclamate. Intanto c'è il dolore di Muggia, a partire dal parroco che conosceva il bimbo. Io lo vedevo sempre con il papà, appunto non più tardi di sabato sera, e ieri sera venendo in Duomo, perché sono venuto alle 9:30 ieri sera a portare una cosa, l'ho incontrato proprio in via Dante che parlava però a quel punto ancora tranquillamente al telefono. Poi ho capito che stava cercando di mettersi in contatto con la mamma e col bambino, e senza riuscirci, perché chiaramente era già successo quello che ora sappiamo tutti, insomma, no? Beh, chiamare la famiglia è un po' azzardato, ecco, no? C'è sicuramente dei legami, però da tanto tempo deteriorati e segnati da una profonda fragilità, ecco, sicuramente un po' da tutte le parti. La mamma sicuramente l'ho conosciuta, l'ho vista tante volte, veniva da me in ufficio tante volte a chiedermi un aiuto per il lavoro, per l'abitazione, rendendosi benissimo conto che non era quello il problema, ecco, no? C'era bisogno di un aiuto dal punto di vista di accompagnamento più che psicologico, ecco, di una grande fragilità interiore e mentale. Il papà anche lo conosco chiaramente, un grande affetto verso il bambino chiaramente. Non più tardi di sabato sera era una messa al santuario di Muggia Vecchia, li ho visti perché il bambino frequentava il catechismo nella scuola slovena dove andava anche a scuola, si preparava quindi alla prima comunione. Un bambino dolcissimo, sereno, anche direi forse forgiato dalla sofferenza di questa situazione familiare così difficile e sicuramente sovrastimata per le sue capacità di bambino di viverle, ecco, no? Per cui che riposi in pace questo bimbo, questo angelo. Noi risponderemo come comunità cristiana con una veglia di preghiera, adesso sarà un po' da capire quando e come. Sicuramente una situazione attenzionata, ecco, no? Che ora colpisce al cuore la nostra comunità, sia perché riguarda un bambino ucciso dalla mamma, che è una cosa che non esiste. Ci sono due vite dietro questo, c'è la vita di questo bambino che ora se la vede il volto di Dio, ecco, no? Quindi se ne occupa il Signore ed è nelle mani più opportune. C'è la vita di questo papà che è completamente frantumata, distrutta, alla quale bisognerà provvedere, e c'è la vita di questa donna anche, che al di là di tutte le questioni giudiziarie che ci sono è una persona e va curata. Queste dunque le parole del parroco di Muggia. Vi faccio rivedere il numero importante, questa notizia di servizio per tutti coloro che abitano nella provincia di Treviso. Come vi dicevamo c'è un guasto tecnico alle infrastrutture dell'operatore nazionale di telefonia e quindi i numeri 112, 113 e 115 sono al momento bloccati, non disponibili in tutta la provincia di Treviso, quindi per le urgenze chiamate il 331 690 8287, risponde la sala operativa di Treviso. Importante questo avviso della Regione. 10 anni dalla morte di Valeria Solesin nella strage della Bataclan. Questa mattina c'è stata la commemorazione ufficiale a Venezia. Prima di vedere come è andata questa mattina con i nostri inviati, ricordiamo quel giorno terribile di 10 anni fa. Se l'inferno ha un suono, è quello del Kalashnikov. Lo dissero ancora tremando, con negli occhi le immagini dell'incubo, alcuni dei sopravvissuti. La morte in 8 minuti dalle 21:40 alle 21:48 del 13 novembre 2015. I colpi spezzano le note del gruppo rock Eagles of Death Metal al Bataclan, al culmine degli attacchi simultanei che fanno sprofondare Parigi nell'orrore del terrorismo islamico. Si conteranno in tutto 130 morti e 413 feriti. Lei, Valeria Solesin, non potrà raccontare quella paura. Muore lì, a 28 anni, nel luogo dove la festa diventa strage, in appena 8 minuti, vicino al fidanzato Andrea. Quale dovrebbe
dovrebbe essere la nostra risposta al terrorismo. Non dobbiamo cedere alla paura e all'odio. Dobbiamo resistere e difendere con ancora maggior forza i nostri principi e i nostri ideali. Nel corso del tempo le parole di mamma Luciana, del papà Alberto, del fratello Dario hanno scandito 10 anni di dolore, 10 anni di memoria, 10 anni di omaggi per la ricercatrice universitaria alla quale sono stati intitolati premi, riconoscimenti e il ponte che a Venezia porta il suo nome. Era riuscita a conquistarsi una vita molto normale, molto felice, pur portando avanti un impegno di lavoro e di ricerca molto importante. Il lavoro, lo studio, l'amore, il volontariato, il sociale. Valeria era tutto questo, uno sguardo verso l'armonia e la pace tra i popoli, che a tutti sembrò concreta in piazza San Marco nel giorno dei funerali. Cristianesimo, Islam, ebraismo, 3 religioni unite in una cerimonia da brividi. I tuoi assassini criminali, anti-Islam, anti-ogni religione, anti-umanità, hanno fallito. Il terrorismo fatto nel nome dell'Islam è un crimine contro la Umma dell'Islam e contro l'umanità intera. E va sconfitto. E gli stessi musulmani lo devono fare in quanto sono per prima a subire la sua devastazione. Questi terroristi si adoperano per eliminare le persone diverse da loro, ma non prevarranno se troveranno a contrastarli persone come te che non si lasceranno intimorire. Consentitemi una parola doverosa agli uomini e alle donne del terrore. Perché, come avete potuto, la vostra cultura ci fa inorridire, ma non ci intimidisce. Mai e poi mai divideremo con voi ciò che tragicamente vi appartiene, l'odio. Un odio che resta, 10 anni dopo, nel mondo ancora in fiamme. Una lezione che non è stata ancora imparata. La lezione di Valeria. Un pensiero per lei, per Valeria. È dedicato a tutte le Valerie e Andrea che lavorano, studiano, soffrono e non si arrendono. E di lezione che non è stata imparata, anzi di passi indietro che sono stati fatti nel mondo, ha parlato questa mattina Dario Solesin, era presente in rappresentanza della famiglia Solesin al ponte Valeria Solesin per la commemorazione ufficiale del Comune di Venezia. L'hanno seguita per noi Lorenzo Maier e Sandro Ponchio. Venezia ha ricordato questa mattina Valeria Solesin a 10 anni dall'attentato del Bataclan in cui la giovane studentessa veneziana perse la vita. L'ha ricordata, ma in realtà nella memoria, nei cuori, nei pensieri dei presenti di tutta la città. Valeria non se n'è mai andata, come vediamo anche da questo ponte che porta il suo nome, dallo striscione che da ieri campeggia su questo ponte che collega la stazione ferroviaria, quindi un luogo di movimento a un luogo accademico come l'università, il polo universitario di San Giobbe. Tanta gente, il fratello di Valeria, Dario Solesin, intervenuto anche in rappresentanza dei genitori che sono impegnati in Francia in altre commemorazioni, il sindaco Luigi Brugnaro, la console di Francia, il prorettore universitario, tutti interventi carichi di significato che sono corsi indietro nel tempo con la memoria a 10 anni fa, ma che soprattutto hanno lanciato da Venezia, e grazie a Valeria Solesin, un forte segnale di speranza, un monito, un esempio da tracciare, da perseguire, cioè quello che Venezia ancora oggi ripudia, e la famiglia Solesin lo ha detto chiaramente, pur essendo stata provata da una perdita così grande, ripudia l'odio e ripudia la guerra e guarda al futuro con speranza, nel dialogo e nella pace. Sono stati 10 anni pieni di emozioni contrastanti, si è avuto il tempo finalmente di riflettere su quello che è successo. Oggi ci troviamo qui, tutta la città, tutte le istituzioni, la famiglia, per commemorare quel ricordo, per ricordare quegli avvenimenti di 10 anni fa. È importantissimo portarne avanti la memoria. Ci troviamo qui davanti a un luogo simbolo
simbolo che rappresenta un po' il ricordo di mia sorella, e un ponte che unisce, che è simbolo di unione tra due cose. Io personalmente no, mi sono sempre tenuto, diciamo, il ricordo di mia sorella. Ero stato a Parigi giusto una settimana prima degli avvenimenti, e anche successivamente ai fatti non sono più tornato a Parigi, perché volevo tenermi vivo il ricordo di mia sorella per quello che era, con quel sorriso contagioso che aveva. E ha partecipato al processo mia mamma in rappresentanza di tutta la famiglia, e ha partecipato all'intero processo in prima persona, quindi ha seguito un po' tutto il filo processuale. Purtroppo stiamo attraversando un periodo storico molto difficile, molto complicato, che sembra che quanto accaduto 10 anni fa al Bataclan, a Parigi, e poi non dimentichiamo Bruxelles, Berlino, tutti i fatti che si sono susseguiti tra di loro, non abbiano insegnato niente. Continuiamo anche 10 anni dopo ad avere conflitti tra i popoli, e l'odio è un sentimento ancora molto presente nel mondo, purtroppo, e a pensarci 10 anni fa non ci avrei mai creduto. Pensavo che potessimo fare dei seri passi in avanti, ma purtroppo questo non è accaduto, anzi forse abbiamo fatto 2 passi indietro. E questa è la constatazione, l'amarezza di Dario Solesin, tanti passi indietro purtroppo in 10 anni, nonostante quella, l'abbiamo vista, quella messa da brividi in piazza San Marco 10 anni fa. Chiudiamo questa pagina, ma ne apriamo un'altra, ed è una pagina che riguarda l'emergenza dei furti, che non conosce confini in Veneto e non conosce sosta, e vi abbiamo raccontato ieri dei ladri scatenati tra il Bassanese e l'Alta Padovana, con anche chi esasperato ha rincorso i ladri armato di coltello. Ogni giorno è un bollettino di guerra, è un elenco lunghissimo di colpi tentati o andati a segno in tutto il territorio bassanese. Ladri sempre più sfrontati che non si fermano neppure quando vengono scoperti, come è successo in località Battistei, al confine tra Tese sul Brenta e Cittadella. Mio figlio è venuto fuori fumandosi una cicca e così mi dice: papà, c'è qualcuno che sta saltando il cancello qua. Forse un cancello troppo alto da saltare, oppure qualcosa o qualcuno deve averli disturbati tanto da spingerli a cambiare obiettivo. Pochi metri più in là hanno trovato questa scala d'ingresso ad una villetta, movimenti che il signor Antonio ha osservato passo dopo passo. Vengo giù, mi metto qui sull'angolo della casa e vedo questa persona che è messa così sulla finestra. Quando ha visto il ladro? Ho preso una cosa in mano. Ma cosa ha preso? Un coltello. Disgraziato, maledetto, ladro. Come ha fatto a saltare? Sì che qui è basso, ma è saltato sulla strada. Ha fatto il salto e è andato sulla strada. Ma roba da matti. E lei hanno spaccato la finestra, i miei cognati hanno spaccato tutto. Non è riuscito a entrare, per fortuna. Lei non ci ha pensato 2 volte, ha preso il coltello e l'ha rincorso. Cosa dovevo fare? E non è neanche a casa mia, però di mia cognata, lei è vedova, una cosa o l'altra, cos'è? Ora la preoccupazione è palpabile. Si ha paura. Prima non avevo paura perché non era mai successo, ma adesso che è successo ho paura. Ero qua, sopra da me, qua, e vedo che è scappato, è stato un attimo proprio. Ho un po' paura anche a me, che sono da sola, dall'altra parte cosa dobbiamo a fare? Bisogna che mi chiudi dentro, e ringraziando il Signore che mi viene dentro. Pochi minuti, il ladro che scappa si allontana rapidamente attraverso i campi nel buio della sera, ma la paura, quella non se ne va così velocemente, rimane, si evita anche di uscire di casa. La sera l'allarme tra i cittadini è crescente. Adesso ho qualche attacco d'ansia, questo sì. Resta, no? La paura? Sì, molta resta paura. Non poca, molta paura. Ladri a tutte le latitudini, come si suol dire, dalla Alta Padovana Bassanese alla Marca Trevigiana, particolarmente colpita, come a San Cipriano di Roncade. Ci sono stati sti furti e purtroppo viviamo nel terrore, perché San Cipriano ha diversi anni che, specialmente nel periodo autunno, siamo battuti e
ti puoi chiudere, puoi avere l'allarme, però sono talmente ben organizzati che battono non una casa come facevano tanti anni fa, adesso ne battono 3-4 su una sera. È quello che è successo a San Cipriano di Roncade, ancora una volta nel mirino di bande di ladri. Via Stradazza, via Longhin, via Eleonora Duse, diverse le abitazioni colpite in un solo pomeriggio tra le 16:30 e le 19. In una circostanza la proprietaria è rientrata a casa dal lavoro, ha trovato un vetro della finestra rotto e l'abitazione a soqquadro. In via Stradazza un pensionato si è assentato poco meno di un'ora, tanto è bastato ai malviventi per forzare il montante di una finestra antisfondamento, entrare, staccare la centralina d'allarme che nel frattempo era scattato e mettere tutto sottosopra. Alla fine sono scappati con una medaglia d'oro dell'Avis. E ancora in via Longhin, per la quinta volta in pochi mesi, i ladri sono entrati in una villetta da tempo disabitata. La coppia che vive nella casa accanto ha capito che qualcosa non andava quando la cagnolina ha iniziato ad abbaiare. Mio marito si è andato dietro con la pila e loro sono scappati e hanno lasciato lì anche il zaino. Hanno lasciato qua un zaino con dentro dei dischi. Per tagliare le casseforti, per tagliare i pannelli. No? E l'avete trovato nel vostro giardino? È fuori di là. Eccolo lo zainetto abbandonato nella fuga. Sul poggiolo della finestra i ladri hanno lasciato anche la punta di un trapano, un'esperienza che segna nella vita di tutti i giorni. Come si vive? Non bene. No. Perché hai paura anche di andare via di giorno. Sempre più cittadini che cambiano le proprie abitudini di vita, terrorizzati dai ladri. È una brutta realtà, viviamo sempre con l'angoscia, ogni volta dobbiamo sempre lasciare qualcuno a casa o cercare con i vicini di parlare. È un po' preoccupante, adesso arriva questo periodo qua che bisogna chiudere il più possibile la casa. Paura sì, ne abbiamo abbastanza, perché sa, quando ti trovi un estraneo in casa non è mai facile. Siamo consapevoli che il periodo autunno-inverno è quello preferito da queste bande di criminali che spesso arrivano da fuori regione. Da parte nostra cerchiamo di mettere in campo tutto quello che c'è possibile, dice il sindaco Marco Donadel. Abbiamo in piedi il controllo del vicinato, abbiamo in piedi progetti per implementare la videosorveglianza. Abbiamo un comando dei carabinieri che è efficiente e che in 2 minuti con una chiamata riesce a raggiungere qualsiasi punto del territorio. Più strumenti di così, come amministrazione noi non sappiamo cosa mettere in campo, cioè abbiamo le mani legate. Dalla Marca di nuovo nel Vicentino con Costa Bissara, 10 colpi tra attentati e messi a segno nell'ultimo mese, l'appello di una residente. Se qualcuno trova per i campi uno zaino nero con dei lavoretti e dei disegni fatti da bambini, mi avvisi. È così che una residente di Costa Bissara lancia l'appello sui social dopo che i ladri hanno fatto razzia in casa sua e in altre abitazioni della zona, portandole via persino i piccoli ricordi. I lavoretti fatti dai miei figli, perché li tenevo un po' sparsi su tutte le borse, sullo zaino che mi è stato rubato e sono ricordi che non tornano più. E la cosa bella è che lei ha già avuto un riscontro proprio da questo appello lanciato sui social, perché qualcuno addirittura da Altavilla l'ha contattata per restituirle che cosa? Esatto, Plastic Free stava facendo una giornata di volontariato, hanno trovato alcune mie cose, c'era la fotocopia della carta di identità, mi hanno rintracciata e mi è stato restituito un paio di lavoretti dei miei figli. L'episodio risale a qualche giorno fa. Noi eravamo usciti e ci sono entrati i ladri in casa, è suonato l'allarme, per fortuna i nostri vicini che erano a casa e con cui abbiamo un buon rapporto sono stati allertati e li hanno messi in fuga, anche se ormai avevano già fatto razzia. E ci hanno portato via un po' di tutto, borse, gioielli, soldi, un po' tutto quello che potevano portare via, sia al piano di sotto che al piano di sopra. Non si tratta di un caso isolato, qui a Costa Bissara si contano 10 colpi nell'ultimo mese tra attentati e messi a segno, prese di mira diverse vie del territorio, per cui anche il sindaco è corso ai ripari potenziando la sorveglianza. Abbiamo avuto forse una decina di furti o tentativi furti, anche non una decina di furti. E abbiamo incaricato anche una ditta privata che circoli di notte, però è difficile fermarli. Lei ha lanciato anche un appello sui social? Sì, ho visto che molti hanno risposto, si sono attrezzati a casa anche in qualche maniera per essere più tranquilli.
E sempre nel Vicentino, da Costa Bissara a Brendola, dove la scia di furti spinge i cittadini, le persone che partecipano al controllo di vicinato a scendere in strada e organizzarsi in passeggiate notturne. Ce ne parla sempre Luisa Bertini con Simone Squarcina. Continua l'ondata di furti in abitazione che colpisce un po' tutti i territori del Vicentino. Ovviamente Brendola non è esente, però grazie al controllo di vicinato diciamo meno rispetto al passato. Sono in compagnia con il sindaco di Brendola, Bruno Beltrame. Qual è la situazione ad oggi? Come siete messi con i furti in abitazione? Allora, la situazione ad oggi diciamo che è nella media degli ultimi periodi. Negli ultimi 2 mesi abbiamo subito 5 furti e un tentato furto, e rispetto a 2 o 3 anni fa, prima appunto dell'avvento del controllo del vicinato, ne avevamo quasi il doppio. Adesso abbiamo fatto nell'ultimo mese un incontro con i coordinatori del controllo di vicinato e partiremo a breve in collaborazione con le forze dell'ordine, quindi quando le forze dell'ordine saranno informate, daranno l'ok per tutta questa cosa qua, daremo un giubbino, carta di frangente con scritto controllo di vicinato Comune di Brendola, e nelle sere questi cittadini potranno fare una passeggiata serale in cui terranno sotto controllo nel miglior modo le loro vie dove c'è il controllo di vicinato. Quindi portando a passeggio il cane o facendo una passeggiata, chiacchierando, si muoveranno nel territorio e così faranno da ulteriore deterrente a questi malavitosi che tentano continuamente di fare furti. E purtroppo i ladri esistono da sempre e purtroppo esistono anche qua. Tra l'altro controllo di vicinato che grazie appunto a questo tam tam è molto attivo qui a Brendola. Sono 130 le famiglie. Parliamo un po' dei numeri. Allora, i numeri sono importanti anche perché sono partiti dalla base, quindi da alcune vie, e abbiamo 130 famiglie, 20 vie e 6 gruppi di controllo di vicinato, e da quello che ho capito nei prossimi mesi ci saranno anche ulteriori vie che si metteranno in movimento. Quindi l'obiettivo nostro è quello di arrivare fra qualche mese a 150 famiglie, vuol dire 150 famiglie, teniamo conto che siano quasi 300, quasi 400 persone che tengono controllo le 2 principali zone, che sono il centro di Vo di Brendola e il centro di Brendola, quindi il centro e la frazione più grande. Poi vediamo se riusciamo a farle partire anche in altre zone più disperse, però là la questione è un po' più complessa. Però abbiamo visto che partendo dalla base i risultati ci sono, è da 2 anni ormai che c'è questo controllo di vicinato, e posso dire che la collaborazione tra forze dell'ordine, amministrazione e cittadini qui a Brendola sta funzionando. Ecco, quindi l'avete sentito, questo tam tam tra cittadini ha fatto sì anche che alcune potenziali truffe fossero sventate. Da adesso partiranno a breve le passeggiate notturne. Io ringrazio il sindaco Beltrame per essere stato con noi. E noi da Brendola torniamo nella Marca trevigiana per parlare ancora di sicurezza, di degrado, di disagio, perché l'abbiamo raccontato nei giorni scorsi, il ritrovamento inquietante di una mannaia nei pressi di una galleria centralissima della città di Castelfranco, ed è una situazione che si somma ad altre situazioni di degrado e che spinge i negozianti a protestare. Marta Marangon con Michele Zanette. Buongiorno Marta. Sì, buongiorno a te e ai telespettatori che ci stanno seguendo da casa. Sì, siamo a Castelfranco in Galleria Morello, praticamente a 2 passi da Piazza Giorgione. La vedete lì alle nostre spalle, dove peraltro è in corso il mercato. Qui da tempo viene denunciata dai commercianti una situazione di degrado e di pericolo. L'ultimo episodio è quello che si è verificato 3 giorni fa, con il ritrovamento da parte della polizia locale, nascosta tra queste pietre, di una mannaia con una lama di una 30 di centimetri, ma è solo la goccia che ha fatto traboccare il vaso, perché qui in questa zona da tempo vengono denunciate presenze quantomeno preoccupanti, bivacchi, spaccio e quant'altro, tant'è che appunto i commercianti si stanno preoccupando e paventano
avanzano anche l'ipotesi di installare qui proprio in direzione della piazza una cancellata in maniera tale da chiudere proprio l'accesso. Qui con me il titolare del bar che si trova proprio all'ingresso della galleria. Che situazione state vivendo e che cosa volete fare? Buongiorno, allora sì, vogliamo fare una cancellata, vorremmo chiudere il passaggio dalle 8 di sera fino alle 6:30 del mattino, anche perché questo passaggio a quest'ora è soggetto comunque a delinquenza, a spaccio, a furti e persone anche poco raccomandabili. Insomma, qua in questa galleria si può notare che c'è anche una scala, in questa scala c'è un ragazzo, un abusivo, un senza tetto, e molte volte lo troviamo soggiornare, lo abbiamo trovato anche con dell'ammoniaca, questa di solito viene usata per fumarsi il crack, e ci siamo trovati appunto, abbiamo anche un piccolo giardinetto, chiamiamolo così, ed è diventato un giardinetto dove molte persone vengono a depositare le proprie immondizie. Abbiamo purtroppo anche escrementi umani, non è molto bello. L'ultimo episodio è stata la mannaia, non abbiamo ancora capito perché sia stata depositata lì questa, e comunque sì, siamo abbastanza preoccupati e non riusciamo più a tenere la situazione sotto controllo. Ecco, qui c'è anche il titolare della gioielleria della piazza, un'attività proprio particolarmente anche, diciamo, a rischio, no? Sì, infatti c'è veramente paura, anche solo a provare ad entrare in questa galleria. Quello che noi ci auspichiamo è che si possa, poi vedete bene com'è messa sta zona, è abbandonata a se stessa, e noi auspichiamo che si possa finalmente fare qualcosa per abbellirla, per togliere tutto questo degrado, perché qui è un continuo andare e rivieni di drogati, di tossici, di gente che viene a fare i suoi bisogni, eccetera, eccetera. Poi penso che uno passa di qua e già si nota che è proprio una zona da riqualificare. In centro così a Castelfranco non è bello. Penso che si dovrebbe, per il bene di tutti, fare qualcosa. Ecco, peraltro Nicola, se ora Michele Zanette vi fa vedere, qui sopra c'è la sede della Fondazione Morello, dove ogni giorno vengono a scuola decine e decine di bambini, per cui la preoccupazione anche dei genitori di questi bimbi è notevole. Qui abbiamo anche Mirko Casteller, che è il presidente della fondazione. Una questione, quella della riqualificazione di questa galleria, che va avanti da parecchio tempo. Diciamo che stiamo attendendo da 20 anni ormai questa riqualificazione e siamo snervati perché tamponiamo come possiamo la sicurezza e gli elementi, però non siamo noi i responsabili della sicurezza di Castelfranco Veneto. E la riqualificazione diventa oggi una necessità strategica direi quasi per salvare vite, quindi non è più solo una questione urbanistica, ma diventa fondamentale per evitare che ci siano aggressioni che sono continuamente in crescita. Urliamo continuamente in provincia di Treviso alla crescita delle aggressioni, delle violenze, delle percosse, e questo è un luogo in cui succede tutto questo. Quindi la riqualificazione non è un tema immobiliare, ma di protezione sociale rispetto ai cittadini di Castelfranco Veneto. Non è più un tema immobiliare come era in passato. Qui il tema vero è proteggere le vite dei cittadini di Castelfranco Veneto e non solo, delle famiglie. Qui sopra abbiamo 10 maestri che insegnano vari strumenti, siamo la fase prima del conservatorio, di fatto luogo strategico della Castellana, e mi trovo un flusso almeno di 50, 60, 70 studenti e famiglie collaterali. E il rischio è veramente di trovarsi in una situazione di aggressioni estreme, improvvise, che non riusciamo nemmeno a preventivare, a controllare in questo territorio. Ecco, quindi questa è la situazione da Castelfranco. Restituisco la linea allo studio. Grazie a Marta Marangon, noi andiamo velocemente in pubblicità, ci sono ancora molte notizie di cronaca da raccontare, ma ripartiremo da un anniversario importante, i 40 anni del primo trapianto di cuore in Italia, che fu effettuato a Padova dal professor Gallucci, dall'equipe del professor Gallucci. Fu una storia che coinvolse Treviso, Padova e Venezia,
e la vedrete raccontata questa storia con le immagini del nostro archivio, straordinario archivio di Antenna 3. Era il 14 novembre 1985, ripartiremo da lì subito dopo la pubblicità. È con grande soddisfazione che tutto l'ospedale di Padova dà in questo momento la notizia che nelle prime ore del 14 novembre 1985 è stato qui eseguito il primo trapianto di cuore in Italia sul paziente Lazzari Ilario. Vincenzo Gallucci al suo fianco è Luigi Diana, sovrintendente sanitario dell'ospedale di Padova, a dare la notizia che tutta Italia sta aspettando. Era il 14 novembre 1985 quando in Italia si eseguì il primo trapianto di cuore. Le immagini di Antenna 3 raccontano le grandi emozioni vissute in quelle lunghe ore, il dolore per la morte per incidente stradale di un giovane trevigiano di soli 18 anni, Francesco Busnello, la gioia della famiglia di Ilario Lazzari e Vincenzo Gallucci con la sua equipe a eseguire l'espianto del cuore nell'ospedale di Treviso, poi la corsa a Padova scortati dalla polizia stradale. Poco dopo le 4 inizia l'intervento, alle 7 Ilario Lazzari ha un cuore nuovo. Schivo e ritroso, ai microfoni dei cronisti parla il professor Gallucci. Io avevo già dichiarato in passato che consideravo questo un tipo di intervento necessario. Io non sono molto emozionato. Cosa ha provato quando il cuore ha ripreso? Beh, quello è il momento più piacevole, più emozionante. Vuol dire che c'è stato qualcosa di buono. Era sicuro che sarebbe ripartito? Il cuore era un cuore sano, non doveva ripartire. Ad attendere in ospedale il fratello e la sorella di Ilario Lazzari, falegname di Vigonovo, che morirà per il virus HIV contratto durante una trasfusione nel 1992. Voi avete parlato con il professor Gallucci adesso? Sì. Cosa vi ha detto? Non cos'è parole che da esprimersi, insomma, vedete che sta una roba che si sta creando anche a Padova, una soddisfazione enorme che si vedeva in faccia. Mi dico una roba, ma adesso che si chiama Francesco, non so adesso a parte sua di Uria così, perché anche stanotte così da Palaima, no, da una delusione così, perché da una disgrazia si va a salvare una vita. Da allora migliaia di vite sono state salvate, migliaia di persone hanno donato il loro cuore. Vincenzo Gallucci questa storia l'aveva già sognata. Negli ultimi tempi a Padova ci sono stati diversi donatori, quindi con familiari e genitori che hanno accettato di fare questo atto di grande civiltà, e quindi io mi auguro che anche nel futuro continui così. Davvero storiche, straordinarie queste immagini di 40 anni fa dall'archivio di Antenna 3 sul primo trapianto di cuore in Italia avvenuto a Padova. Allora vi do un aggiornamento per quanto riguarda quel guasto che c'è stato all'infrastruttura Telecom in provincia di Treviso. Vi ricordo che appunto c'era questa problematica, e cioè l'impossibilità di chiamare i numeri di emergenza. Allora pare che abbiamo avuto conferma dalla nostra redazione, che il nostro Christian Arboit, che il problema è risolto per quanto riguarda il 112, quindi i carabinieri. Cerchiamo una conferma per la polizia, il 113, resta invece ancora non disponibile il numero 115 per i vigili del fuoco, quindi il problema principale riguarda i vigili del fuoco, quindi non più i carabinieri. Potete quindi chiamare i carabinieri per le emergenze, ma il numero dei vigili del fuoco è tuttora non disponibile, bloccato per questo guasto tecnico della Telecom in provincia di Treviso, e dunque vi ricordo che per urgenze chiamate il 331 690 8287, lo ripeto 331 690 8287, risponde la sala operativa di Treviso. Questo è l'aggiornamento per quanto riguarda
l'aggiornamento per quanto riguarda questo disservizio, questo problema. Andiamo a vedere invece oggi, tra le tante notizie di oggi, ci sono anche i cortei, lo sciopero studentesco contro il governo in tutte le piazze principali del Veneto, quello più numeroso con oltre 500 ragazzi e studenti a Padova, l'ha seguito Marta Zatta. Oggi giornata di sciopero anche a Padova, ma in realtà in tutto il Veneto. Il corteo partito dal piazzale della stazione si sta ora dirigendo verso il portello. Qui con me Marco Nimis, che è il coordinatore dell'UDU. Marco, il vostro impegno oggi è tutto indirizzato verso gli investimenti che sta facendo il governo Meloni. Sì, e non solo, gli investimenti sia del nostro paese sia dell'Unione Europea. In tutta Italia in questo momento stanno venendo fatte piazze dagli studenti delle scuole superiori e dagli studenti delle università, perché sappiamo cosa significa essere studenti in questo paese, sappiamo cosa significa vivere in un sistema scolastico e universitario sottofinanziato da decenni, e sappiamo soprattutto che nel momento in cui i dati di collettiva parlano circa di una spesa di 930 se non più miliardi in 10 anni in armamenti, quando la percentuale di PIL che viene data all'istruzione e all'università continua ad essere la stessa o ad abbassarsi o comunque a non rispondere alle esigenze di studenti universitari e delle superiori, sappiamo che questo è sbagliato e che spetta alla nostra generazione e non solo provare a far luce su tutto questo. Abbiamo studenti che non sanno come permettersi i libri di scuola, abbiamo studenti che non sanno come permettersi i trasporti, abbiamo studenti universitari che non trovano una casa da anni perché gli affitti sono alle stelle e la residenzialità pubblica non ha risposto in tempo a questo tipo di esigenze. Davanti a questo sappiamo che il concetto di base è che il diritto allo studio non viene garantito, e se il diritto allo studio non viene garantito in uno Stato che la Costituzione dovrebbe garantirlo, allora spetta alla cittadinanza e agli studenti mettersi in gioco, scendere in piazza e fare luce anche sugli investimenti che il governo fa e sulla prossima legge di bilancio. Sono circa 150 gli studenti alle mie spalle riuniti in corteo, al centro anche le richieste che farete al nuovo presidente della Regione Veneto. Assolutamente sì, si sta parlando in queste settimane tantissimo di biglietto unico, ne sta parlando anche il candidato della Lega Stefani, quando noi sappiamo che sono circa 7-8 anni che chiediamo a quella stessa rappresentanza in Consiglio regionale che ha avuto la presidenza tramite Luca Zaia di investire ad esempio in biglietto unico e trasporti agevolati per gli studenti. Per cui ecco, quella è una delle richieste principali, la residenzialità gestita dall'ESU, quindi investire anche da quel punto di vista in residenze pubbliche accessibili per studenti e studentesse, il fatto di riuscire a garantire alle famiglie di vivere il percorso universitario e scolastico non come qualcosa da potersi permettere, ma come qualcosa di garantito dallo Stato, dal Paese, dalla Regione. Queste dunque le manifestazioni degli studenti. Torniamo per un attimo a parlare della tragedia di Muggia perché ci sono degli aggiornamenti. Vi parliamo della mamma, è stata rinviata, data da destinarsi l'udienza di convalida dell'arresto della 55enne. La madre è accusata di aver ucciso il figlio di 9 anni a Muggia perché la donna è ricoverata all'ospedale dal momento del fermo. Allora la nostra redazione di Trieste, il servizio è, avverto la regia, madre in ospedale, il servizio, la nostra redazione di Tele4 ha intercettato l'avvocato della donna, l'avvocato della mamma 55enne che ha ucciso il figlio di 9 anni. Vediamo allora se riusciamo a vedere questo servizio realizzato dalla redazione di Tele4. Eccolo. Sì, sicuramente ho parlato con l'assistita su questo, al momento mantengo le informazioni riservate. Grazie, è sicuramente evidentemente provata e in uno stato insomma comunque psichico che richiede degli accertamenti e delle cure. Così l'avvocato chiaravalente e legale difensore di Olena Stasiuk, 55enne di origine ucraina, accusata di aver ucciso il figlio di 9 anni Giovanni tagliandogli la gola nel suo appartamento di Piazza Marconi a Muggia. Oggi l'udienza di convalida dell'arresto non è stata possibile per legittimo impedimento. La donna è infatti ricoverata dal momento del fermo nel reparto di diagnosi e cura dell'ospedale maggiore di Trieste. Ci dovranno essere degli accertamenti clinici sul suo stato di salute.
e quindi confermo che non ho potuto partecipare all'udienza. Già chiara la linea difensiva, verrà richiesta una perizia psichiatrica sulla donna per capire se sarà in grado o meno di assistere al processo. E, insomma, l'interrogatorio di garanzia è ovviamente rinviato a un momento in cui ci auguriamo potrà partecipare attivamente al procedimento e sicuramente sarà opportuno avere una valutazione clinica psichiatrica e una perizia psichiatrica sulla sua capacità di partecipare al procedimento. Questa era solo l'udienza di convalida. Grazie allora alla redazione di Tele4, Marco Stabile e ai colleghi di Tele4 che sono usciti in tempo record a darci questo aggiornamento con l'avvocato della donna. Noi lasciamo la cronaca e diamo uno sguardo all'arte, diamo uno sguardo alla cultura, diamo uno sguardo agli eventi per il rilancio di Treviso con la vernice per la stampa ieri e oggi pomeriggio alle 5:30 l'inaugurazione ufficiale, l'apertura per il pubblico domani mattina della mostra evento, come sempre quando si tratta di Marco Goldin, da Picasso a Van Gogh, e Conte promette, il sindaco Conte promette che questo è un nuovo ciclo per la città. Oggi mettiamo in moto un volano, quello delle grandi mostre che mi auspico non si fermi più, tant'è che stiamo già lavorando anche per progetti futuri. Non un evento unico e irripetibile, ma l'avvio di un nuovo corso per la cultura trevigiana. Nei minuti in cui la mostra da Picasso a Van Gogh apre le sue porte per l'inaugurazione dedicata alla stampa, il sindaco Mario Conte ammette che con Marco Goldin, ideatore e curatore dell'esposizione di Santa Caterina, è stato intrapreso un dialogo per un progetto di lungo periodo che potrebbe portare a Treviso nuovi straordinari eventi. Ma io spero di sì, insomma io non avevo mai chiuso le porte e così come non ho intenzione di chiuderle, cioè le cose belle devono andare avanti, ovviamente devono sempre incrociarsi le esigenze alle possibilità, però l'auspicio è quello che possiamo continuare a lavorare insieme, anche perché sono convinto che porterà a un risultato straordinario. Si percepisce, no, il desiderio di mostra, il desiderio anche di vedere tanti turisti nella nostra città e l'obiettivo è quello di dare continuità. Preferisco questa cosa non dirla, dobbiamo ancora iniziare a fare questa mostra e quindi è stato un lavoro lungo, 1 anno e mezzo, ci vuole tempo, quindi bisogna avere delle occasioni ottime. Questo sarà un riferimento importante anche per quello che si farà dopo, perché la qualità è molto alta veramente e non è facile naturalmente restare sempre a questo livello di qualità, per cui ci si prova, ma bisogna, ripeto, trovare le occasioni giuste. Goldin è per ora concentrato sull'apertura al pubblico di una delle mostre che più rappresenta i suoi studi, il suo lavoro e la sua storia. Un percorso a ritroso da Picasso a Van Gogh attraverso capolavori realizzati alle 2 sponde dell'Atlantico, a cavallo di 2 secoli, mettendosi nei panni degli artisti stessi. Per essere orientati verso il loro futuro, il futuro della pittura, si guardavano indietro chiaramente ai maestri che li avevano preceduti. Ecco, quindi io voglio far rifare ai visitatori esattamente quello che hanno fatto i pittori nei loro tempi. Treviso, che con questa mostra, aperta fino al 10 maggio, si propone come modello e piattaforma dell'offerta culturale in concomitanza con l'appuntamento olimpico, ha detto il sindaco. Chiaro che avere una mostra di questo genere con una qualità così alta di opere a 1 ora e un quarto, 1 ora e mezza, quello che è da Cortina, è sicuramente una bellissima occasione, però è evidente che questo è un ulteriore fiore all'occhiello, ma noi speriamo di far bene fin dalle prime settimane della mostra, anche senza le Olimpiadi. Le visite guidate, l'audioguida, i testi che raccontano le sale e accompagnano le opere unitamente al film sugli ultimi giorni di Van Gogh, visibile nella sala cinema appositamente allestita. Anche per il museo di Santa Caterina si apre un nuovo corso. Ci siamo presi l'onere di costruire nuovi spazi, nuove pareti, perfino una sala cinema, una sala lettura. Quindi è diventato, vorrei dire, un museo veramente di natura internazionale. Felicissimo che ritorni una cosa così importante a Treviso. Marco Goldin è garanzia assoluta di qualità e poi quello che ha portato qui è veramente l'unico evento europeo di questa mostra, per cui che avvenga a Treviso mi fa molto piacere.
61 dipinti disposti in 8 sale. È la prima volta che il Museo di Toledo, in Ohio, presta all'Italia una collezione intera e l'esposizione di Santa Caterina, che avviene durante i 2 anni di chiusura per ampliamento del Museo americano, è l'unica occasione a livello europeo per vedere questi capolavori dal vivo. Dall'astratismo all'impressionismo, dal giallo e l'azzurro del ciclo di Ocean Park di Richard Iberkorn ai medesimi colori del campo di grano commietitore di Van Gogh, il capoluogo della marca si proietta a livello internazionale. Non a caso i partner istituzionali dell'evento, dalla Camera di Commercio all'Ascom fino a Fondazione Marca Treviso, hanno deciso sulla fiducia di appoggiare economicamente il progetto di Marco Goldin e del sindaco Mario Conte. Un grande volano questo appuntamento culturale per tutta la città, per il commercio oltre che per il turismo, per cui ci siamo organizzati. La città sarà con delle vetrine addobbate con delle sagome dei protagonisti della mostra che inviteranno coloro che passeggiano in città e entreranno nei nostri negozi ad andare in mostra, e così coloro che verranno in mostra avranno l'opportunità di recarsi nei negozi e avere dei vantaggi, degli sconti e delle opportunità. Ricetta vincente che ha già funzionato in passato, dice Capraro, utile per incrementare la presenza turistica in città in un periodo, quello invernale, considerato bassa stagione. Picasso, Braque, gli impressionisti francesi e americani, le nature morte e i paesaggi, Morandi e Modigliani, i ritratti e i giochi di colore. Di quadro in quadro e di storia in storia, dal fine settimana la mostra sarà finalmente aperta al pubblico. È veramente una grande emozione, perché è un percorso che è iniziato 1 anno e mezzo fa, che ha visto anche difficoltà, perché indubbiamente una mostra di questo genere non è facile né per l'allestitore e anche per l'amministrazione, che ha dovuto veramente realizzare un luogo non solo accogliente, ma che anche andasse a rispondere a tutte quelle esigenze di sicurezza che una mostra di questo tipo, con delle opere di questo tipo, richiede. E le migliorie apportate al Museo di Santa Caterina costituiscono un investimento e un'eredità per il futuro. E la restituzione di spazi alla città e a tutta la comunità culturale, non solo, veramente straordinaria. Dalla grande cultura ai grandi temi come quello dell'ambiente, fra pochi istanti dopo l'ultimo break pubblicitario torna Ecovisioni con i nostri ospiti sempre molto importanti. Fra pochissimo. Eccoci all'appuntamento con Ecovisioni come ogni venerdì. Allora saluto subito e ringrazio Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora l'avete intravisto, adesso lo vedete meglio, graditissimo ospite di oggi in collegamento da Parigi il professor Carlo Carraro, che è professore di economia dei cambiamenti climatici all'Università Ca' Foscari di Venezia, è stato, e lo sapete bene, rettore dell'Università Ca' Foscari e vicepresidente dell'IPCC, poi ci spiegherà per chi non lo sa cos'è l'IPCC. Buongiorno professore. Buongiorno a voi. Allora, Ferrazzi, noi partiamo oggi partendo dal generale per arrivare poi sul nostro territorio, ma partiamo da quello che sta accadendo in Brasile in questi giorni. Fino al 21 di novembre si tiene la COP30 a Belém e io leggendo insomma in questi giorni ho visto e ho letto che tra le tante cose di cui si parla c'è un allarme importante sulle emissioni globali di gas serra che raggiungeranno il record di 38,1 miliardi di tonnellate nel 2025. Partiamo da qui, come dicevamo, per capire cosa sta succedendo a livello mondiale e poi vediamo cosa accade. Caliamo sull'Italia, l'Europa e soprattutto il nostro Veneto, le nostre coste. Cosa sta accadendo, Ferrazzi? A questa che lei adesso, di cui lei ha parlato, questa questione è la questione del tempo, è una questione gigante che riguarda tutti i paesi, tutte le persone, tutte le economie. Il cambiamento climatico è in atto da parecchio tempo ormai, è entrato nei nostri territori e sta modificando strutturalmente le nostre vite. Le sta modificando dal punto di vista meteorologico, le sta modificando dal punto di vista sociale, dal punto di vista istituzionale e anche dal punto di vista economico, perché le ricadute del cambiamento climatico sono talmente enormi, talmente abnormi, che hanno poi un rilievo trasversale appunto su tutti i settori
e su tutti gli elementi che contraddistinguono la nostra vita. La COP a Belém in Brasile è il 30° tentativo che i paesi del mondo si danno per trovare un accordo che consenta a tutti di evitare di andare verso un baratro, perché di questo stiamo parlando, perché le conseguenze del cambiamento climatico rischiano di essere così devastanti da arrivare poi adesso a un livello di non più controllabilità. Ecco, l'obiettivo è esattamente questo: evitare, usare l'intelligenza, se non il cuore almeno l'intelligenza, per salvaguardare la nostra specie, per salvaguardare la nostra economia, per salvaguardare la nostra convivenza civile, perché tutte queste questioni sono oggettivamente in gioco all'interno della grande questione del cambiamento climatico. Professor Carraro, allora parto anche con lei da qui, insomma, dalla situazione globale. Peraltro, per un profano, lei insegna economia dei cambiamenti climatici, è interessante anche soltanto la dicitura. Cosa vuol dire economia dei cambiamenti climatici? Beh, è un po' quello che Andrea Ferrazzi ha detto un istante fa. Il lavoro che facciamo è quello di analizzare le conseguenze economiche dei cambiamenti climatici, quindi gli impatti dei cambiamenti climatici hanno delle conseguenze economiche, ovviamente non solo economiche, sociali, ambientali, ma il focus qui in questo caso nel mio corso è proprio sulle conseguenze economiche e inoltre sulle conseguenze economiche della lotta al cambiamento climatico, quindi analizziamo le due facce della medaglia per capire quali sono i costi da un lato dei cambiamenti climatici e dall'altro i costi delle misure che dobbiamo mettere in atto per ridurre gli effetti dei cambiamenti climatici, sia nel campo della mitigazione, cioè riduzione delle emissioni, sia nel campo dell'adattamento al cambiamento climatico, perché in parte è inevitabile oramai, quindi dovremo anche imparare ad adattarci a un cambiamento climatico che abbiamo di fronte e che non potremo completamente arrestare. Lei è stato vicepresidente dell'IPCC. Di cosa si occupa l'IPCC? Si occupa di fornire supporto scientifico ai governi, è un'interfaccia tra la scienza e la politica, proprio sul tema dei cambiamenti climatici, quindi è formata da rappresentanti di tutti i paesi del mondo che si ritrovano, sono circa 300 scienziati che si radunano per scrivere uno stato dell'arte di quello che sappiamo sul cambiamento climatico, quindi una sintesi di tutto quello che sappiamo a supporto delle decisioni, quindi il fine non è tanto la sintesi scientifica, ma di farla in modo tale che sia utile ai paesi che devono prendere delle decisioni per ridurre ed affrontare il problema dei cambiamenti climatici. E l'approvazione, questo è l'aspetto importante, l'approvazione del rapporto finale non è soltanto da parte degli scienziati che l'hanno scritto, ma viene esaminato riga per riga e approvato da tutti i governi delle Nazioni Unite. L'ultimo è stato approvato da tutti i 195 governi. Ecco, scienze politiche però almeno ultimamente trovano dei contrasti. Quanto è difficile riuscire a rompere un po' il muro anche della politica da parte di chi si occupa scientificamente di questi problemi? Ma nel lavoro che facciamo non è così difficile, a meno che uno non abbia un a priori ideologico contro, come nel caso degli americani di Trump adesso, ma insomma è un'eccezione. A meno che uno non abbia appunto dei presupposti negativi a priori senza nemmeno volerne discutere, ma tutti gli altri governi mandano dei loro rappresentanti del Ministero dell'Ambiente, del Ministero degli Affari Esteri e partecipano al processo costruendo mano a mano il rapporto, quindi non è così difficile. Certo, qualche volta c'è qualche intoppo, qualche frase deve essere modificata, però alla fine il consenso è unanime perché si vota solo all'unanimità e i risultati sono importanti perché quello che oggi sappiamo sui cambiamenti climatici deriva proprio da questo lavoro. Ferrazzi, allora restiamo per un attimo sul globale e sul mondiale. Resto sempre su quanto l'allarme lanciato in questi giorni alla COP30. Lo stesso documento di oltre 100 scienziati da tante istituzioni del mondo che ha parlato delle emissioni globali di gas serra che raggiungeranno nel 2025 il record, dice che queste emissioni, petrolio, gas e carbone, sono destinate a crescere complessivamente oltre l'1% rispetto al 2024, nonostante mezzo secolo di avvertimenti scientifici, e c'è
una distanza tra gli impegni presi nel 2015 a Parigi e l'attuale traiettoria climatica globale. Cosa è mancato da Parigi ad oggi? È mancata una coerenza delle scelte attuate. Succede spesso che governi nazionali, anche il nostro, sottoscrivono accordi internazionali delle Nazioni Unite, dopodiché quando tornano in Italia ci deve essere un problema di pressurizzazione degli aerei, le decisioni non sono conseguenti. Cioè spesso alcuni governi, coprono, perché non possono fare altrimenti, decisioni internazionali, ma non le assumono come una vera dimensione di impegno collettivo per la propria nazione, e magari rincorrono anche alcune forze che hanno l'interesse di bloccare le trasformazioni necessarie, perché è di ogni evidenza che la prima causa di emissioni di gas climalteranti oggi è il fatto che utilizziamo in maniera ancora massiccia a livello mondiale i combustibili fossili. Ma attorno ai combustibili fossili si sono sviluppate delle economie da qualche decennio che sono piuttosto forti e potenti e che immaginano di poter continuare invece a sviluppare le loro attività economiche quasi come se nulla fosse. E alcuni governi sono molto attenti a questi interessi, però non facendo il bene della propria nazione, perché non è mantenendo lo status quo che si crea la ricchezza delle nazioni, ma è attraverso la capacità di guidare i processi di trasformazione in modo tale che i propri paesi possano essere competitivi non solo nel breve periodo, ma anche nel medio e nel lungo periodo. E questa è la grande differenza. Servono governi e politiche lungimiranti che non si fossilizzino, appunto, per fare un gioco di parole sui combustibili fossili solamente sul presente o ancora peggio sul passato, ma abbiano la capacità di guidare questi grandi processi di trasformazione. Attenzione, sono processi che sono ineluttabili, non li puoi bloccare. Cioè la trasformazione, per esempio, della produzione di energia da fonti rinnovabili è un dato di fatto. E allora dinanzi a questi sconvolgimenti, queste trasformazioni di carattere complessivo, fondamentalmente hai due modi di porti: o li guidi questi processi e quindi ne trai anche tutti i vantaggi, anche economici, di produzione di lavoro e di qualità della vita e di competitività per i sistemi economici nazionali, oppure li subisci, ma se li subisci vai verso un declino. Allora non vorremmo che per agevolare alcuni interessi precostituiti di alcuni potentati economici che sui fossili ci hanno straguadagnato si dimenticasse il vero interesse della nazione e degli italiani. Una delle cose che sta emergendo poi a livello giornalistico di questi giorni della COP30 è l'assenza pesante di molti capi di Stato a Belém. COP30 si va avanti tra assenze pesanti di capi di Stato, lo sguardo scettico di molti osservatori. È un segnale anche questo non proprio positivo, Ferrazzi? È un segnale grave, perché vuol dire che l'unica regola per guidare i processi in maniera sensata al mondo, cioè il multilateralismo, cioè mettersi attorno al tavolo e trovare delle decisioni comuni, è in grave difficoltà. E al multilateralismo si sta sostituendo la legge della forza, cioè si sta passando velocemente dalla forza del diritto alla forza del più forte, cioè sono legittimato a muovermi così perché sono più potente. E questo è un problema serio, quello di cui parlava adesso Carlo Carraro, l'uscita per esempio degli accordi di Parigi e il tentativo oggettivamente di indebolire sistematicamente tutte le organizzazioni delle Nazioni Unite, non solo l'IPCC, da parte dell'amministrazione Trump, è un'operazione pericolosa per il mondo. Noi crediamo pericolosa anche per gli Stati Uniti, perché vede, Trump ha fatto dire al suo ambasciatore presso le Nazioni Unite che non è nell'interesse degli americani sostenere i 17 obiettivi dello sviluppo sostenibile, cioè la lotta alla povertà, la lotta contro l'ignoranza, quindi il progetto per far crescere la scuola, la lotta contro il negare i diritti di una sanità che funzioni per tutti, avere il diritto di un'acqua pulita, combattere l'inquinamento e via dicendo. Bene, Trump è arrivato a dire questo, ma in questo modo si fa gli interessi di chi? Si fa l'interesse di tutti, dei molti, o si fa l'interesse di breve periodo solamente dei pochi? Io sono convinto, per esempio, che con operazioni di questo tipo alla fine non si fanno interesse nemmeno degli statunitensi.
Professore, qual è lo scenario economico di fronte a un atteggiamento del genere di un Moloch come gli Stati Uniti? L'incidenza del governo federale sulle decisioni degli Stati Uniti è comunque limitata. Le emissioni negli Stati Uniti negli ultimi 20 anni sono diminuite, come sono diminuite in Europa, in Giappone, in Canada, in Inghilterra. Cioè, a livello mondiale c'è una traiettoria di riduzione delle emissioni che è compensata dall'aumento delle emissioni in grandi paesi in via di sviluppo e in Cina. La Cina tuttavia ha cambiato rotta perché ha investito più di tutti gli altri nella transizione energetica e adesso è il maggior produttore di energie rinnovabili e soprattutto il maggior investitore dei circa 2.000 miliardi all'anno di investimenti, che è una cifra enorme in soluzioni tecnologiche a zero emissioni. La Cina investe circa il 40% da sola, per cui le loro emissioni inizieranno fra un paio d'anni, inizieranno a scendere pure loro. Quindi c'è una traiettoria, solo che il movimento di cambiamento è troppo lento, è molto veloce in Cina, molto più lento negli altri paesi, in questo momento rallentato negli Stati Uniti, ma riprenderà. E rallentato parzialmente perché altre decisioni a livello statale o a livello delle singole imprese vengono invece prese nella giusta direzione, vanno verso la direzione di ridurre le emissioni. Quindi era già successo con la prima amministrazione Trump, sta risuccedendo adesso, gli impatti tutto sommato saranno limitati, ma questo rallentamento delle riduzioni di emissioni è comunque preoccupante perché rispetto a 10 anni fa le emissioni sono ulteriormente cresciute, le concentrazioni di gas serra sono ulteriormente cresciute e la temperatura è ulteriormente aumentata. Abbiamo raggiunto quel limite di 1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali che sapevamo essere un po' la prima barriera soglia da non oltrepassare. Per cui quello che oggi dobbiamo fare è accelerare. La buona notizia è che gran parte delle soluzioni che permettono di accelerare sono diventate economicamente convenienti. Questo è il grande cambiamento dell'ultimo decennio. Prima le obiezioni economiche, rischiamo di rovinare l'economia, potevano avere un qualche supporto, anche se i danni da cambiamenti climatici erano superiori, adesso non c'erano più, perché c'è una netta convenienza economica in aggregato a andare verso questa direzione. Purtroppo l'aggregato nasconde degli impatti settoriali molto diseguali e in alcuni settori, in particolare in quello dei combustibili fossili, ci saranno delle perdite e chi sta in quei settori fa resistenza, chi sta in quei settori cerca di opporsi al cambiamento. Ma la convenienza economica è lì ed è inarrestabile, per quello non sono pessimista. Stiamo però perdendo tempo e questo lo pagheremo in termini di danni nei prossimi decenni. Quello della convenienza, insomma, del fatto che convenga davvero poi guardare alla transizione è un messaggio che abbiamo sempre ribadito anche in questa trasmissione. Approfitto di lei però per calare un attimo sul territorio. Ha parlato della temperatura, dell'aumento della temperatura, mi viene subito in mente il Mediterraneo. Allora caliamo un attimo sul nostro territorio, Italia e Veneto, gli effetti, la situazione in questo momento tra l'Italia, l'area del Mediterraneo e soprattutto il nostro Veneto, le nostre coste. Allora, innanzitutto ho detto un istante fa che il livello delle temperature medie è cresciuto di 1,5 gradi a livello mondiale, da noi molto di più, siamo già a 2,5 gradi, quindi c'è da considerare il fatto che questo incremento medio è molto eterogeneo. Nella parte dell'emisfero nord, nella parte polare, abbiamo raggiunto già i 4,5 gradi di incremento e questo spiega perché l'Artico si sta così rapidamente sciogliendo. Noi siamo a circa 2,5 gradi, molto di più rispetto alla media. Qualcuno potrebbe obiettare, ma è poco, cosa sono 2,5 gradi? Alla fin fine è un piccolo cambiamento di temperatura, ne osserviamo di molto più ampi nel passare dal nord al sud del paese o da una città a una campagna. E pur tuttavia bisogna tenere conto che in tutta la storia delle società umane, quindi da quando esistono le società umane, circa 12.000 anni a questa parte, da quando esistiamo come società umane non era mai successo che la temperatura fosse salita più di mezzo grado rispetto ai livelli preindustriali. Quindi l'incremento di 1,5 gradi è 3 volte più grande di quello che abbiamo mai sperimentato, quindi siamo già fuori da un range di tolleranza gestibile con le conoscenze che noi abbiamo.
ci aspetta un ulteriore incremento e soprattutto ci aspetta un incremento della frequenza degli impatti, soprattutto in termini di impatti idrogeologici, alluvioni, inondazioni, incremento del livello del medio mare. Inizialmente saranno di questo tipo e poi mano a mano si convertiranno sempre più in impatti legati a onde di calore e a siccità prolungate. Quindi perderemo soprattutto sul terreno della produzione agricola. L'agricoltura italiana sta già cambiando e dovrà ulteriormente adattarsi a temperature diverse. Sarà penalizzato il turismo perché nelle stagioni estive in certe aree, soprattutto del meridione, farà troppo caldo e ci sarà un'erosione molto forte delle zone costiere, quindi con la necessità di spostare, come un recentissimo rapporto tra l'altro uscito in questi giorni della Società Italiana di Geografia dimostra, analizzando gli impatti dei cambiamenti climatici sulle zone costiere, mostrando come tantissimi, per esempio, stabilimenti balneari non saranno più utilizzabili nei prossimi 20-30 anni, proprio perché il livello del mare, anche con un piccolo incremento, sarà in grado di distruggere, grazie ad eventi estremi sempre più frequenti, installazioni di tipo turistico su una parte delle nostre coste. Avremo difficoltà con il turismo invernale altrettanto, perché lo zero termico si sta alzando molto, molto velocemente, e avremo delle difficoltà legate ad ondate di calore, soprattutto per la popolazione anziana in termini di salute, cioè il numero di morti, e lo stiamo già calcolando, l'Agenzia Europea per l'Ambiente ha già pubblicato dei dati molto preoccupanti su questo. Il numero di persone che decedono anticipatamente durante delle ondate di calore è un numero crescente e purtroppo questo numero tenderà a crescere ancora nei prossimi anni. Allora, questo è uno scenario davvero inquietante, però come diceva Carraro prima, il professor Carraro, siamo ottimisti e c'è la soluzione, c'è un percorso che è già stato intrapreso peraltro, ma che può essere rallentato, ed è quello della transizione, no? Ferrazzi, cosa manca ancora per far capire quanto sia conveniente? Ma guardi, tutte le analisi demoscopiche raccontano che gli italiani e gli europei sono per la stragrande maggioranza sensibilissimi a questo tema, anche perché, come abbiamo detto più volte durante questa trasmissione, non occorre essere scienziati per rendersene conto, cioè non occorre essere a livello di Carlo Carraro che studia quotidianamente a livello internazionale le questioni, basta uscire di casa, vedere quando piove cosa succede, quando grandina come pallina da tennis cosa mi è venuto appunto e quali sono le conseguenze, la tempesta Vaia, l'innalzamento del medio mare del Mediterraneo, la siccità che si alterna con inondazioni clamorose e via dicendo. La questione è quindi quella di lavorare su questa ipersensibilità in positivo, perché paradossalmente questi eventi catastrofici che purtroppo aumentano non solamente di intensità ma anche di frequenza, perché questa è la conseguenza del cambiamento climatico sugli elementi diciamo meteorologici, può giocare in negativo, perché le persone, se sono spaventate, poi cercano un rifugio, e il rifugio migliore è dimenticare, far finta che nulla esista di tutto ciò, negare e quindi magari pensare ad altro, cosa assolutamente positiva, ma nel frattempo le questioni restano. Allora è indispensabile che i governi del nostro paese, di tutto il mondo, siano coloro che invece lavorano nel positivo, nel dare risposte. La ricerca della tecnologia, la ricerca dell'economia sta dimostrando che è possibile costruire un mondo assolutamente che tenga insieme la sostenibilità e la competitività, ma anzi diciamo di più. La sostenibilità e la competitività sono sorelle, non solo non sono antagoniste, ma sono sorelle. Le aziende nel micro e i sistemi e paesi nel macro che hanno investito nella sostenibilità sono quelle che fanno quattrini. Io incontro quotidianamente, anche ieri sera a Roma, un dibattito con alcuni amministratori delegati di grandi aziende. Ora, finita questa trasmissione, andò in Friuli a farne uno del tutto simile. Cioè sono tutti a raccontarti che loro investono in sostenibilità e quindi in transizione ecologica perché gli conviene. Allora conviene, lo diceva prima Carlo Carraro, cioè per esempio la produzione di energia pulita conviene anche economicamente, perché costa molto molto meno della produzione atomica, della produzione del gas, del petrolio, per non parlare del carbone e via dicendo. Quindi gli elementi economici ci sono tutti.
Bisogna poi lavorare naturalmente per ridurre i tempi, quello che si chiama il permitting, cioè i tempi appunto di risposta positiva agli investitori che sono in giro per il mondo in cerca di luoghi in cui investire. Bisogna dare certezza normativa. La Cina sta sviluppando questa transizione, l'ha deciso ormai 20 anni fa e da allora non ha mai cambiato linea. Noi siamo un paese invece che anche su fiscalità 5.0, quello che sta succedendo in questi giorni, abbiamo prima detto agli imprenditori che se compravano macchinari green avrebbero avuto un credito d'imposta del 35 al 45%, dopodiché questi si sono esposti magari aprendo linee di credito con le banche e di colpo gli abbiamo detto che stavamo scherzando, che quei soldi non ci sono più. Non è possibile andare avanti così. E terzo elemento, bisogna alzare la testa. Non è possibile più una politica che guardi solamente all'oggi, bisogna pensare al futuro, bisogna rendersi conto che dimenticarci del futuro è la cosa anche economicamente meno conveniente possibile. Ho ancora un paio di minuti, professore, approfitto di lei per un'ultima domanda. Quale delle rinnovabili, delle energie rinnovabili, quindi il motore, il tessuto della transizione energetica ha bisogno di essere maggiormente aiutata? Ma guardi, effettivamente uno potrebbe concludere che non c'è bisogno di un aiuto economico per soluzioni rinnovabili basate ad esempio sul solare, sul fotovoltaico, sul solare a concentrazione, perché sono talmente convenienti. Cioè, produrre un megawattore di elettricità col solare costa la metà rispetto che produrlo col gas, quindi non c'è partita. Quello su cui dovremmo fare attenzione è il fatto che gli investimenti necessari per la sostituzione delle vecchie tecnologie con le nuove non devono gravare sulle famiglie meno abbienti, quindi la sostituzione ha bisogno di essere sostenuta per chi ha più difficoltà economiche, quindi andrebbero mirati gli incentivi per quel tipo di famiglie. La stessa cosa vale per le imprese. Alcune imprese trovano decisamente conveniente, quindi vanno comunque in quella direzione. Altre imprese, penso a quelle che hanno produzione ad alta intensità energetica, hanno bisogno di essere aiutate. Quindi bisogna lavorare con molta attenzione sugli incentivi, ma soprattutto sui permessi, perché ad esempio c'è un eccesso di domande di installazione di fotovoltaico in Italia, quasi 3 volte il fabbisogno, cioè le domande sono quasi 3 volte quello di cui avremo bisogno per raggiungere gli obiettivi che ci siamo dati a livello italiano, dentro ovviamente il contesto europeo, perché l'Italia ha degli obiettivi che derivano da quelli europei. 3 volte tanto, quindi basterebbe accelerare il sistema di autorizzazione per ottenere i risultati anche senza sussidi, che però appunto non deve far dimenticare che alcune fasce della popolazione e alcune tipologie di impresa vanno aiutate, vanno sostenute nella transizione, è il concetto di transizione giusta, è questo che non dovremmo dimenticare. Grazie davvero, grazie al professor Carlo Carraro, grazie e buon lavoro, importante il suo contributo di oggi, grazie davvero. Grazie a voi. Ferrazzi, abbiamo giusto il tempo per capire fra 2 settimane se sa già dirmi o se lo teniamo come sorpresa chi ci verrà a trovare? No, sarà una sorpresa, la stiamo costruendo in queste ore, sarà sicuramente un ospite di grande rilievo come sempre. Perfetto, allora grazie anche ad Andrea Ferrazzi e il prossimo appuntamento dunque fra 2 settimane con Ecovisioni. Ho giusto il tempo per darvi un aggiornamento importante perché quel problema che vi avevo raccontato all'inizio del telegiornale è stato risolto, quindi ripristinati, attenzione per chi abita in provincia di Treviso, sono stati ripristinati poco prima delle 12 numeri di emergenza 112, 113 e 115 in provincia di Treviso, che erano resi indisponibili dal problema tecnico nella centrale Fibercop di Treviso Nord-Ovest, quindi la situazione è tornata alla normalità, potete tranquillamente chiamare i numeri di emergenza. Era giusto darvi anche questo aggiornamento perché c'era stata qualche problematica ovviamente nelle chiamate di emergenza che sono fondamentali. Allora non mi resta che lasciarvi adesso fra pochissimo all'appuntamento come ogni venerdì alle 13:30 e c'è sempre poi questa sera anche alle 20:10 con Marco Goldin che ci racconta uno dei capolavori della mostra da Picasso a Van Gogh a Santa Caterina, poi ci sarà il meteo, poi Casa Pappagallo con la ricetta del giorno e
alle 16:21 il film Il giovane Toscanini, regia di Franco Zeffirelli, quindi appuntamento imperdibile con il cinema, ma prima, fra pochissimo, ci sarà l'appuntamento con Marco Goldin che ci racconta e vedremo quale sarà uno dei capolavori della mostra a Santa Caterina. Grazie per averci seguito e arrivederci.